Ok. Che bello. Adesso lo mettiamo. Io non avevo mai visto un cammello in vita mia, sicché sono molto contento. Come mai questa... cioè, perché? Non lo so. Perché? Così è successo. Ma com'è successo? Perché molti se lo chiedono. Anch'io me lo chiedo. Cioè, ma ti hanno lasciato un cucciolo di cammello lì davanti a casa? No, è venuta l'idea così. Cioè tu l'hai preso volontariamente? Sì. L'hai acquistato? Sì. L'ho preso, poi mi sono affezionato e ho deciso di prenderne altri, di fare un allevamento di cammelli, capito? Quanto costa, giusto per curiosità, un cammello in generale? Che qualcuno potrebbe dire una pazzia, infatti moltissimi ti hanno criticato, vero? Ma non fa hanno niente. criticato questa cosa, ma cosa ti senti di dire a chi ha criticato questo, Niente. questo fatto? Perché niente, puoi niente. anche non dire nulla, infatti. Cosa devo dire? La risposta migliore è quella. Sì. Sono animali, sono ben trattati. Mi dicevi al telefono che Rodolfo in realtà era trattato male comunque. Il fatto è che Non era ben- magari li prende da strutture dove non sono. Io ho un tipo di allevamento, faccio un tipo di allevamento all'aria aperta, non solo per i cammelli, anche per le vacche, o anche i suini, insomma, allevo in questa maniera. E quindi se vai a prendere da una struttura, come può essere un qualsiasi struttura, magari un centro di ingrasso, un centro al chiuso, è normale che quando li porti fuori all'aperto vivono liberi e la musica cambia, capito? Certo che cambia. Noi vogliamo mandare anche questo messaggio, stiamo contrapponendo un po', sai, a Sassari si sta parlando dell'allevamento di suini intensivo, no? A Sì, Canica, sì. Molti stanno protestando. Sì. Quello va assolutamente male, ma invece il tuo è un allevamento estensivo. No, il mio è un allevamento all'aperto, biologico. Si contrappone completamente a Sì, quello. sì. Anzi, cioè, Beh, è bella questa cosa. beh, questo è Rodolfo. Rodolfo, il maschio di casa. Beh sì. Ciao Rodo. Grande. Guarda, puoi anche sedere se vuoi. Posso sedermi? Sì. Dai, mi siedo. Ma in mezzo? Sì, sì. Ok. Che bello. Totale, sono seduto su un cammello, però è... Che strana sensazione. Rodolfo, grazie. Caldissimo. Ti faccio presente l'altra adesso. Scusa, ma lui è Rodolfo. Sì, c'è la spalliera. Qual è quella incinta? Lei? Scusami Rodolfo, non ti voglio... Porta fortuna, doppia fortuna, giusto? Maschio tre. Pasqualina, Costanza, Valentina e Rodolfo. Contento. Ehi, Ce la- vedi anche.